Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Siamo ormai prossimi al fine settimana, quindi risulta interessante capire che tempo farà. Per quanto riguarda la giornata di sabato, il tempo sarà compromesso soprattutto nella prima parte a causa di una perturbazione che dispenserà ancora delle piogge e della neve con quote in risalita. Infatti raggiungeremo verso la prima parte, la metà della giornata di sabato, quota neve attorno ai 1600 e 1800 metri, quindi avremo un sabato di tempo brutto. Del resto la mappa qui di fianco ci fa vedere come buona parte dell'Italia il tempo sia brutto, si salva un po' la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, quindi tempo brutto su gran parte dell'Italia. Poi alla volta di domenica il tempo è destinato a migliorare, ci saranno delle ampie schiarite, qualche foschia nelle primissime ore, però diciamo che la linea di tendenza è quella per una domenica di tempo tranquillo. Le temperature sono destinate a salire, in particolare già la volta di sabato e anche domenica avremo minime al di sopra dello zero, quindi si passerà da temperature prettamente invernali a temperature di stampo tardo autunnale. Poi diciamo che la tendenza per il futuro sembra positiva, infatti con la mappa qui di fianco che riguarda la prima parte della settimana la settimana prossima si può notare come le correnti siano inizialmente da nord-ovest e poi verremo coperti da una campana di alta pressione in risalita con i colori gialli sull'arancione, quindi il tempo si ristabilirà e appunto anche le temperature non sono destinate a discendere nuovamente. Con ora concluso, auguro a voi tutti un buon fine settimana e per quanto riguarda questa trasmissione ci vediamo a inizio di quella nuova.